Giovanni Giancotti, dirigente ufficiale dei Warriors. Come ti definiresti come dirigente? Le tue caratteristiche, le peculiarità, il tuo carattere? Come dirigente sicuramente do il massimo e cerco sempre di spronare i ragazzi a fare di tutto e di più in campo e combattere dal primo al 90° minuto. Qual è la situazione più difficile che hai dovuto gestire per salvaguardare il tuo gruppo? Situazione difficile, così in mente non me ne vengono tante. Diciamo ci siamo sempre trovati in situazioni dure quando magari si gioca in 11 o un arbitraggio duro e cercare sempre di calmare i giocatori, non è una cosa molto semplice. Però diciamo che dalla panchina diamo il massimo per cercare di tenere i ragazzi calmi. Quali sono le ambizioni della tua squadra in questa stagione? Prima di tutto giocare e divertirsi, la cosa più importante, siamo amatori, siamo qua per divertirci. L'ambizione è cercare sempre di vincere tutte le partite, poi oggi purtroppo è andata male, però in settimana cercheremo di migliorare. Credi che ripartire senza categorie sia stata una scelta giusta? No, diciamo che per me va bene via del Covid e tutto, però secondo me i campionati non dovevano essere toccati, dovevano rimanere così come erano. Il terzo tempo è un plus che molte squadre hanno. Sì. Voi come lo organizzate? Al chiosco. Siamo una squadra sicuramente di compagnia e cerchiamo sempre di far stare in compagnia anche le squadre avversarie. Comunque su questo siamo sicuramente i migliori.